Mancano pochissimi giorni alla nuova stagione teatrale del Teatro Pirandello, ne parliamo con il direttore artistico. Quali le novità quest'anno, Sebastiano? Le novità, nel senso dal punto di vista di titoli, di artisti eccetera, non posso dirle adesso perché l'evento di presentazione si fa apposta per quello, per poter comunicare a tutti. Sarebbe scorretto da parte mia, senza il sindaco della città, senza il presidente del teatro, che è un vostro bravissimo attore, Gaetano Aronica, che è presidente della fondazione. Ma il 15 ottobre alle ore 19 al Teatro Pirandello faremo una serata che abbiamo, diciamo, la cui formula abbiamo inventato l'anno scorso. Non è una conferenza stampa tradizionale, ma è una serata spettacolo di presentazione della stagione. Ci saranno alcuni artisti del cartellone, ci saranno i cantanti che poi verranno a fare l'operetta durante la stagione, sono i cantanti della compagnia del Teatro Al Massimo di Palermo. Ci sarò io, ci sarà Gaetano Aronica, ci sarà il maestro Pippo Flora, ci sarà il sindaco della città, Lillo Firetto, e abbiamo anche inaugurato l'anno scorso questa formula di fare non una conferenza stampa, ma una presentazione a spettacolo in teatro, non in una sala, cioè, ma di utilizzare proprio lo spazio che poi useremo per gli spettacoli durante la stagione. Devo dire che l'anno scorso la stagione è stata salutata dal pubblico di Agrigento e delle città vicine con grande successo, perché abbiamo aumentato gli abbonati, abbiamo aumentato gli incassi. Vorrei e ci tengo a far sapere alla cittadinanza che il teatro fonda la sua economia in questo momento esclusivamente sugli incassi del pubblico. Il Comune di Agrigento, attraverso una fase economica difficile, non tragica, sono sicuro che le forze politiche riusciranno a superare questo momento critico, ma il teatro ha forze, energie e capacità sufficienti per vivere di economia e di vita propria. Il nostro, come dire, il nostro gioiello, la cosa più preziosa che abbiamo in teatro è il pubblico che ama venire a teatro, che ama acculturarsi, che ama divertirsi, e il pubblico che con il suo contributo economico, che è fatto dall'abbonamento e dal biglietto, ci dà la possibilità di tenere in piedi un cartellone di altissimo livello. Quando sentirete, vedrete questa serata di presentazione, gli artisti che abbiamo nella prossima stagione, capirete che il Teatro Pirandello di Agrigento sta diventando uno dei più importanti poli teatrali e culturali del paese, perché le compagnie che arrivano ad Agrigento sono le stesse compagnie che si vedono nei massimi teatri romani, milanesi, torinesi o fiorentini.